Tragedia a Pieve di Soligo, un'auto si schianta contro la motrice di un tir senza rimorchio, nulla da fare per il conducente della vettura, morto sul colpo, aveva 29 anni. La carenza di vaccini rallenta la campagna vaccinale nella Marca. Benazzi, potremo arrivare a 10.000 al giorno se arrivassero le dosi. Accordo con i medici di base per la vaccinazione a domicilio per i pazienti allettati. Vax Day dopo il 20. Ospedali sotto pressione, sempre più giovani ricoverati, gravi, preoccupano i contagi nell'Asolano, 5 comuni sopra i 250 positivi per 100.000 residenti e sono 23 nella Marca le classi in quarantena. A marzo hanno tagliato la rete e sono entrati in una pericolosa area della cava di Ridelago per tuffarsi nuotare, 17 giovanissimi bloccati dai carabinieri. Nuova ordinanza del sindaco di Treviso a favore di parrucchieri ed estetisti, apertura dalle 7 alle 20 ogni domenica e festivi. Proteste dei lavoratori nel settore pulizie e multiservizi chiedono più dignità per un compito che in molti casi è in prima fila al fianco di medici e infermieri tra le corsie dei malati Covid. Maltempo in arrivo, prima avvisaglie domani sera, poi la pioggia che durerà fino a mercoledì, in 3 giorni ne scenderà come in tutto un mese. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque in primo piano, la tragedia che si è consumata attorno alle 18 a Pieve di Soligo in via Crevada, lo schianto terribile tra un'auto e una motrice senza rimorchio, quindi la motrice di un camion senza rimorchio, come vedete nelle immagini. Ferito lieve il conducente della motrice, invece purtroppo deceduto sul colpo il conducente dell'auto, un ragazzo di appena 29 anni. Sul posto il SUEM con l'eli soccorso. La strada è ancora chiusa in questo momento per le delicate operazioni che dureranno ancora un po' di tempo, e per questo ci sono anche problemi ovviamente nel traffico nella zona di via Crevada a Pieve di Soligo. Vi faccio vedere altre immagini che stanno arrivando in redazione in questo momento, eccole qui. Altre immagini, ecco, queste sono all'intervento, come vedete ci sono anche i carabinieri, l'automedica del SUEM e poi l'auto quasi completamente distrutta nello schianto avvenuto appunto poco prima delle 18 in via Crevada a Pieve di Soligo. La strada ovviamente chiusa come potete vedere e ci sono anche le auto ferme in attesa che vengano rimossi ovviamente i veicoli di questa tragedia, ovviamente di questa tragedia che si è consumata in pochi istanti. Dicevamo, la vittima 29 anni, non ci sono ancora ovviamente tutte le indicazioni ovviamente sulla l'identità della persona. In questo momento stanno ancora operando ovviamente sia i sanitari che i vigili del fuoco. Se avremo altri dettagli ve li forniremo durante il telegiornale. Adesso invece facciamo il punto con il direttore generale Benazzi sulle vaccinazioni e non solo nell'ULSS 2. Noi avremo l'obbligo per fare la popolazione velocemente di 100 vaccini ogni 10.000 abitanti. Noi ne facciamo oggi 68-69, quindi circa 5.000 e qualcosa. Dobbiamo arrivare a 10.000. Una macchina che corre con il freno a mano tirato. La campagna vaccinale dell'ULSS 2 potrebbe correre molto di più se arrivassero le dosi. Se arrivano i vaccini stiamo organizzando il sistema, compreso appunto anche i Vax Point, quindi con le macchine, per arrivare a queste cifre. Al momento nella Marca ha ricevuto la prima dose l'84% degli over 80, il 44% delle persone tra i 70 e i 79 anni, l'8% di chi ha tra i 60 e i 69 anni, percentuale di poco superiore alle fasce dai 30 ai 59 anni, classi nelle quali rientra la maggior parte del personale sanitario, forze dell'ordine e insegnanti. Nelle prossime settimane si procederà con gli over 80 e 70, i disabili e i loro caregiver, le persone fragili. AstraZeneca per chi ha più di 60 anni ed è in buona salute, Pfizer e Moderna per gli altri. I pazienti allettati verranno vaccinati a domicilio dal medico di base in un nuovo Vax Day intorno al 20 aprile. Una giornata di vaccinazione dove tutti i medici di famiglia verranno forniti di Pfizer, andranno a domicilio a ovviamente vaccinare i loro assistiti over 80.
allettati. Priorità a chi rischia di più se contagiato, e la tabella della mortalità lascia poco spazio alle interpretazioni. Non ce l'ha fatta oltre il 60% degli over 90, il 49% dagli 85 agli 89 anni, il 40% dagli 80 agli 84, il 30% dai 75 ai 79. Intanto il virus continua a contagiare nella Marca, soprattutto nell'Asolano, con una percentuale media di 140 positivi ogni 100.000 abitanti, ma ci sono alcuni comuni dove l'allerta è ancora più alta e si superano i 250 positivi ogni 100.000 residenti, e sono Borso del Grappa, Resana, Asolo, Refrontolo e Zerobranco. Il coronavirus contagia anche i bimbi, 6.464 i contagiati dall'inizio della pandemia, 332 quelli attualmente positivi, la fascia 7-14 anni è la più colpita. E sono 23 le classi in quarantena, 3 dalla riapertura dopo Pasqua. Gli ospedali sono ancora sotto pressione e a preoccupare sono soprattutto le terapie subintensive, ora affollate da pazienti giovani. Che vanno dai 35 anni ai 47-50 anni. Sono persone molto chiaramente compromesse, arrivano molto compromesse, con tassi di saturazione del 70 o 75-80%, e che naturalmente poi restano in semi-intensiva, quindi all'interno delle pneumologie con alti flussi di ventilazione diverso tempo. Intanto dal Veneto il pressing del governatore Zaia a Roma per avere proprio i vaccini. Questa mattina ho chiamato il generale Figliuolo e ho chiesto che ci diano vaccini. Siamo troppo forti nelle vaccinazioni rispetto alle forniture. Alla fine, dopo settimane di annunci, la chiamata è partita direttamente al generale Figliuolo. Il Veneto attende per martedì 13.000 dosi di AstraZeneca, 14.000 con punto di domanda di Johnson & Johnson, 126.300 Pfizer. Ma non bastano per una media vaccinale che in regione si è attestata alle 30.000 inoculazioni al giorno, ma che potrebbe arrivare fino alle 50.000, 100.000 con i medici di base e le aziende. Voi capite che noi riusciamo veramente in un mese e mezzo, 2 mesi a fare tutti i veneti. Se poi ci tolgo anche tutti quelli che ho già vaccinato, un mese e mezzo ci stiamo dentro. Dico che tutti i veneti hanno diritto ad essere vaccinati, non c'è una zona che deve essere vaccinata prima e una zona dopo. Tutti i veneti hanno diritto ad essere vaccinati. Non abbiamo avuto grandi abbandoni sulle vaccinazioni, Tanto da averne fatta espressa richiesta ai colleghi delle altre regioni. Io ho anche detto in riunione, se non vogliono AstraZeneca dalle vostre parti, noi ce lo prendiamo. Sulle vaccinazioni ci stiamo giocando tutto. E spero che il governo, se non continua con queste forniture dei vaccini, si decida di liberarsi le mani e andarsene a comprare. Io non so più cosa dire, cioè guardate che sono come il pane. I vaccini promessi devono arrivare martedì, Johnson è atteso per sabato, altrimenti si ferma tutto. Intanto i dati sui contagi sono buoni, meno ricoveri e meno contagi. Il dato positivo viene fuori qui, ricoverati meno 74. 2194. E lo conferma anche il governo. L'Istituto Superiore di Sanità ha assegnato nel consueto monitoraggio del venerdì al Veneto il rischio basso. La copertura vaccinale resta una delle più buone d'Italia. Alla prima dose hanno avuto accesso il 79% degli over 80, il 35% invece ha completato il ciclo vaccinale. Disabili 22%, 26% con seconda dose. Giustifica così invece Zaia l'ampia platea dei vaccinati in Veneto sotto i 60 anni per rispondere indirettamente alle parole di ieri sera del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Intanto c'è da dire una roba, che noi abbiamo avuto più di un mese AstraZeneca, che è entrato in funzione a febbraio, autorizzato sugli under 55. Dopo è stato autorizzato per gli under 65, cioè quindi è inutile che vieni qua a dirmi c'è un pullman di 50 anni vaccinato. Sì, si potevano vaccinare solo quelli con AstraZeneca. L'effetto long Covid, ne abbiamo già parlato nei nostri telegiornali, i sintomi che restano a lungo termine anche nei pazienti negativizzati, parte un progetto per la riabilitazione di questi pazienti. Respiro corto, estrema stanchezza, problemi cardiaci, ma anche difficoltà di concentrazione e memoria anche dopo la guarigione dal Covid. Circa il 30% dei pazienti manifestano sintomi invalidanti anche parecchi mesi dopo la negativizzazione. L'ULSS 2 ha attivato un progetto sperimentale di riabilitazione per aiutare queste persone a recuperare il più possibile le capacità perdute attraverso un trattamento domiciliare, in ambulatorio e in teleriabilitazione. In modo da dare la migliore risposta possibile
possibile a queste persone in un percorso di lungo periodo, integrandoci poi anche con gli specialisti più dedicati ai vari problemi che possono presentare i pazienti, quindi lo pneumologo, il cardiologo, il neurologo e come poi dopo è stato anche detto, specialisti per la parte invece neuropsicologica, perché tra i sintomi, non lo dimentichiamo, ci sono anche difficoltà di memoria, di concentrazione, di attenzione che incidono pesantemente sulla qualità di vita delle persone. Una bravata che poteva costare carissimo a Vedelago. Sfidare il fato in modo assurdo, rischiando la vita per una bravata. Tuffarsi in acque proibite, profonde, gelide e potenzialmente letali, proprio dove in passato altri ragazzi non sono più risaliti. L'ultima tragedia nel giugno del 2017, quando il fondo del lago era diventato la trappola mortale per un sedicenne. Tra marzo e aprile scorsi più di un blitz di alcuni giovanissimi a Vedelago, obiettivo le cave della zona e il lago artificiale. In barba ai rischi, ma anche alla zona rossa. Troppi tuffi e nuotate per non insospettire alcuni residenti che hanno allertato i carabinieri. 2 ragazzi in particolare di 19-18 anni avevano tagliato la rete perimetrale della cava per poter entrare e darsi ai tuffi, seguiti da un nutrito gruppo di amici. Sono stati identificati all'interno delle cave 17 giovani del posto, 15 dei quali minorenni, e nei confronti dei quali si è anche proceduto amministrativamente per le violazioni in materia di circolazione durante la zona rossa. I 2 ideatori della bravata sono stati denunciati per danneggiamento e ingresso abusivo nel fondo altrui, oltre alle sanzioni per la violazione delle norme anti-Covid, così come gli altri 15 ragazzini. L'appello dei carabinieri ai giovani: evitate queste situazioni, perché stavolta il dramma è stato evitato, ma potrebbe non accadere di nuovo in futuro. Ancora minorenni nei guai, ma stavolta parliamo di banconote false tra Mogliano e Casier. Quando i carabinieri lo hanno bloccato alla stazione ferroviaria di Preganziol, aveva nascosto le banconote nelle scarpe per non farsele trovare addosso. Tutto inutile. La perquisizione ha permesso di trovarne subito 12 su 16. 12 banconote da 50 euro con un piccolo particolare, completamente false. È stato lui, appena 15 anni, l'anello debole del gruppo che in poco più di un mese è riuscito a truffare numerosi esercizi commerciali di Mogliano e Casier, soprattutto pizzeria da asporto, dove i giovani, tra i 15 e i 21 anni, acquistavano cibo e bevande, lasciando ai titolari del denaro illegale e senza valore. Proprio le segnalazioni degli esercenti hanno fatto scattare l'indagine dei carabinieri a febbraio. Dopo il primo pizzicato a Preganziol, altri 5. In tutto 6 componenti della banda e oltre 500 euro falsi spesi in un mese. Banconote tutte recuperate e poste sotto sequestro per le indagini, volte a risalire al canale di approvvigionamento dei ragazzini. La Guardia di Finanza di Treviso ha invece denunciato 4 persone, di cui 2 coniugi, per bancarotta fraudolenta e ha proceduto al sequestro di un complesso immobiliare a San Giorgio di Nogaro, costituito da una fabbrica e un immobile residenziale del valore di circa 1,5 milioni di euro. Al centro dell'indagine un'azienda di Farra di Soligo operante nel settore della fabbricazione del legno. I finanziari hanno accertato che gli indagati, tutti residenti nella sinistra Piave, avevano aggravato il dissesto della società compiendo numerose operazioni di distrazione e occultamento del suo patrimonio, creando così un grave danno ai creditori esposti, pensate, per circa 3 milioni di euro. Torniamo a parlare del Covid e degli effetti economici del Covid. Una boccata di ossigeno ancora per parrucchieri ed estetisti che hanno riaperto questa settimana. Arriva da una ordinanza del comune di Treviso. Nuova ordinanza del sindaco di Treviso. Parrucchieri, barbieri, estetisti e tatuatori potranno lavorare, se vorranno, la domenica e nei giorni festivi dalle 7 alle 20. Comunicandolo al comune, quindi, sarà possibile per loro tenere aperto ininterrottamente 7 giorni su 7. Un provvedimento in linea con quello predisposto prima di Pasqua, sempre da Casugana. Questa è un'ordinanza che va ad aiutare un settore specifico, perché oggi abbiamo la possibilità di aiutare quel settore, però è l'ennesima dimostrazione che l'amministrazione comunale è al fianco delle attività produttive e farà sempre di tutto per sostenere tutte quelle categorie che in questo ultimo anno hanno sofferto parecchio. A quando un'ordinanza anche per i bar? Guardi, la aspettiamo davvero tutti, tutto quello che potremo fare per aiutare tutti i settori oggi in difficoltà noi lo faremo. Un'ordinanza che non riguarda i parrucchieri, gli estetisti e i tatuatori all'interno dei centri commerciali e che presto potrebbe essere presa ad esempio anche da altri comuni. Ognuno ha le proprie sensibilità e ognuno si confronta con le realtà del proprio territorio.
Noi a Treviso abbiamo parecchi centri estetici, parrucchieri che ci hanno appunto avanzato questa richiesta e ci siamo sentiti francamente in questo caso, come è successo già in passato, di accoglierla. Poi ogni sindaco valuterà in base alle richieste che gli arriveranno al proprio territorio. Domani intanto, proprio a Treviso, torna il mercato con tutte le sue bancarelle. Da domani a Treviso tornano tutte le bancarelle del mercato settimanale. Riapertura in linea con i provvedimenti anti-coronavirus, ma soprattutto un segnale importante verso il ritorno alla normalità. Domani torna il mercato pieno, nella zona arancio questo è consentito, naturalmente ci saranno sempre i presidi alle entrate, le 4 aree, in modo tale che non ci siano assembramenti, però torniamo a una piccola normalità in questo momento drammatico. Una riapertura comunque in sicurezza, garantita dai volontari della Protezione Civile e controllata dalla Polizia Municipale. Saranno presenti circa 10 agenti, naturalmente ci saranno anche i volontari della Protezione Civile, ci saranno anche gli alpini, in modo tale che tutto possa andare come sempre bene. Dal vice sindaco l'appello ai cittadini perché rispettino le regole. Anche in questi piccoli passi di ritrovata libertà come il mercato che abbiamo in questo momento, saperli gestire, non esagerare, attenersi scrupolosamente alle regole, perché se riusciamo a farlo tutti in maniera seria, con buona possibilità usciremo dalla pandemia prima di quanto possiamo immaginare. I consigli che diamo sono sempre i soliti, cioè il distanziamento, evitare gli assembramenti, utilizzare bene la mascherina con la copertura completa di naso e bocca e soprattutto igienizzarsi le mani quando si toccano le merci, soprattutto l'abbigliamento. Un mercato completo che a Conegliano è già ripartito oggi. Si ricomincia da Conegliano oggi, finalmente, dopo 3 settimane di chiusura. Dopo la ferma obbligata per colpa della zona rossa, 120 ambulanti tornano a vendere la propria merce nel mercato di Conegliano, sperando che le cose possano migliorare. Specialmente in questa chiusura siamo stati penalizzati rispetto, non so, a alcuni centri commerciali o altre zone, nonostante che noi lavoriamo all'aperto. A controllare fra le bancherelle perché siano rispettate le norme anti-Covid anche gli uomini dell'Associazione Nazionale Carabinieri a supporto degli agenti della Polizia Locale e dei volontari scelti fra i commercianti, in mezzo alla gente fra scetticismo e voglia di uscire per tornare alla normalità. Visti i contagi forse non è proprio la cosa migliore, però ecco, noi usciamo e cerchiamo di proteggerci, poi non tutti comunque ho visto che portano le mascherine, c'è chi la porta abbassata. Signori, per favore, se compro lo stesso, Oggi dovrebbe esserci solamente gente del comune di Conegliano, perché ovviamente fuori del comune non si può andare. E questo vi penalizza? Beh, ovvio, perché Conegliano porta un indotto abbastanza grande di tutti i paesi vicini e quindi lavorare solo con la gente del comune è ovvio che è una riduzione. Gli ambulanti sono scoraggiati. Perché c'è poco affluimento, la gente è anche svogliata perché anche l'acquisto per andare dove? Per rimanere in casa? Proprio al mercato di Conegliano sono tornati i musicisti professionisti con il loro flash mob. Sono tornati in strada i professionisti della musica, questa volta al mercato settimanale di Conegliano con il loro flash mob. Vogliono denunciare la crisi del settore e la loro precaria condizione lavorativa. Senza musica non si può stare, secondo me almeno, insomma, ecco. È un bene primario essenziale come i beni che si vendono al mercato, giustamente, no? E gli alimentari, i vestiti e tutto, così lo è anche la musica. Suonano in strada per la riapertura delle sale in sicurezza e per rilanciare i concerti all'aperto. La pandemia ha messo drammaticamente a nudo i problemi relativi all'offerta e alla fruizione dello spettacolo dal vivo. Stiamo senza lavoro da un anno fondamentalmente e non si sa quando si riprende, quando si potrà riprendere, come sarà poi quando si riprenderà, non si sa, ma gli spazi ci sono. Una bella iniziativa. È bellissima, bellissima. Ogni giorno dovrebbe essere così, ogni giorno. Pochissimi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in diretta, ripartiamo da Treviso dalla protesta delle lavoratrici del settore pulizie e multiservizi nella Marca.
Lei dove lavora? All'ospedale Cafoncello. In ospedale mi occupo della sanificazione dei locali. Si tiene anche i guanti su? Sì, per sicurezza sì. Sono quotidianamente al fianco di medici ed infermieri nei reparti Covid, come nelle case di riposo e in tanti altri luoghi dove l'igiene deve essere costantemente al massimo livello. Sono le lavoratrici e i lavoratori del settore pulizie, classificato come multiservizi. Un impegno e un rischio soprattutto femminile pagato pochi euro. Sono donne che hanno comunque una retribuzione molto bassa, pari a circa più di 5 euro netti all'ora. Sono part-time. Abbiamo lavoratrici che lavorano anche soltanto 3 ore la settimana. 3 ore la settimana a 5 euro netti al mese, si può capire quanto è misera la loro retribuzione. Soldi stabiliti dal contratto nazionale scaduto da tempo e al centro di una nuova contrattazione, secondo i sindacati al ribasso. Per questo hanno manifestato davanti alla sede degli industriali di Treviso. Questo perché, secondo noi, questo contratto collettivo nazionale deve dare 2 risposte. Una risposta sul salario e quindi sulle retribuzioni e una risposta sulle condizioni di lavoro. Quindi diciamo no agli appalti al massimo ribasso, diciamo no alle ore di straordinario non retribuite e diciamo no a un peggioramento delle condizioni della malattia. Il clima adesso, arriva il maltempo, ce lo conferma il generale Iannicelli, sentiamolo. Su di noi si va esaurendo l'azione dell'anticiclone, il sistema perturbato che scende verso di noi si porta proprio sulle nostre zone, anche oltre che al resto del settentrione, apporta precipitazioni abbondanti che, se vogliamo quantificarle, saranno pari a quelle che normalmente si hanno in tutto il mese. E quindi le piogge saranno più continue che abbondanti. Quindi prevediamo per domani sabato ancora inizialmente per gran parte della giornata cielo poco nuvoloso, sereno. Per quanto riguarda poi la serata, ecco che c'è il cedimento totale dell'alta pressione e quindi avremo un peggioramento, un aumento della copertura del cielo e poi purtroppo domenica avremo piogge diffuse e persistenti per tutta la giornata, ma le piogge saranno persistenti anche per lunedì e martedì. Poi da mercoledì comincerà la situazione a migliorare e quindi avremo in prevalenza un cielo poco nuvoloso. E con questa situazione i venti sono deboli dai quadranti meridionali. Ecco le temperature, abbiamo avuto un abbassamento negli ultimi giorni, ma questo ci sta nella prima decade di aprile. Ora le minime tendono a crescere, 4-5 gradi, e le massime ancora per sabato 16-17 gradi. Poi cosa succederà? Le notti coperte, quindi ci sarà l'effetto serra, quindi le minime schizzano verso l'alto e si porteranno 10-11 gradi. Poi però durante il giorno il cielo rimane coperto, il sole non riesce a scaldare più di tanto e quindi le massime non vanno oltre i 14-15 gradi, anzi forse anche meno. L'Alta Adriatica è previsto mosso. È tutto. Adesso le notizie dal Bellunese. E partiamo dai circa 2000 metri quadrati di sottobosco in fiamme a Pozzale di Cadore. In azione l'elicottero della regione con le squadre antincendio boschivo e il gruppo di protezione civile Antelao. Le fiamme in costa sono sospinte dal vento che da un paio di giorni non dà tregua alla montagna bellunese. Le operazioni sono seguite dalla sede della protezione civile regionale e coordinate dall'assessore regionale Giampaolo Bottacillo, a cui ultimo aggiornamento è che nonostante i 40 lanci effettuati dall'elicottero resta molto ampio il fronte delle fiamme anche a causa del forte vento. In arrivo anche il Canadair della Protezione Civile Nazionale. Si continua a lavorare anche da terra e al contempo si organizza il presidio notturno perché è impossibile la chiusura delle operazioni entro la serata. Domani si riprenderà già dall'alba con ancora lanci da parte degli elicotteri del Canadair, quindi un fronte che resta aperto. E poi un'operazione della squadra mobile di Belluno, finisce in carcere un barista. La mescita al bar, l'attività di facciata, lo spaccio di stupefacenti, quella nota per i consumatori di tutta la provincia. Lunghi mesi di indagini hanno consentito alla squadra mobile di Belluno di fermare quel commercio illegale di droga, per lo più cocaina. In carcere a Baldenic giovedì mattina è finito Roberto Dal Borgo, il 50enne titolare del bar sport di Sois. L'ordinanza di custodia cautelare richiesta dalla procura ed emessa dal GIP del Tribunale di Belluno è stata eseguita dagli uomini diretti da Jacopo Ballarin. Un'indagine è partita la scorsa estate dopo l'arresto di un corriere
della cocaina sudamericano, nella cui auto, nascosti all'interno di un seggiolino per bambini, vennero trovati quasi 3 etti di cocaina. Ma l'uomo non era l'unico ad approvvigionare il locale. Gli agenti dell'antidroga di Belluno ne hanno individuati e arrestati altri 7 nel corso dei mesi. Tutti garantivano a Roberto Dal Borgo un flusso costante di cocaina per un giro d'affari stimato per difetto in circa 300.000 euro all'anno. Un pregiudicato navigato e scaltro il Dal Borgo, capace lo scorso inverno di architettare un episodio di calunnia contro un testimone quando iniziò a subodorare i guai con la polizia. Al momento dell'arresto in flagranza ieri mattina Dal Borgo si è chiuso a chiave nell'ufficio del bar, costringendo i poliziotti a sfondare la porta. Nel locale il pregiudicato stava cercando di sbarazzarsi di pezzi di stupefacente, 592 grammi di cocaina e 297 di hashish. La notizia dell'operazione della Mobile è arrivata alla vigilia dell'anniversario di fondazione della Polizia di Stato e al termine di un anno contrassegnato dai servizi anti-Covid, dall'impegno garantito in occasione dei mondiali e da numeri che confermano il trend in discesa dei reati in provincia. Domani, proprio a causa delle norme anti-Covid, alla caserma Raniero sarà deposta una corona d'alloro accanto alla targa in ricordo dei caduti. E poi il lutto per la morte di Don Giuseppe Bortolas, il sacerdote parroco di Valle di Cadore, Venasse Cibiana. Si è spento questa mattina poco prima delle 9 nel reparto di terapia intensiva del San Martino di Belluno, dove si trovava ricoverato da ieri. All'ospedale era giunto in condizioni disperate a dare l'allarme mercoledì sera e successivamente a trovarlo esanime in canonica a causa di un'emorragia cerebrale era stato il vescovo Monsignor Renato Marangoni. Don Giuseppe aveva 68 anni ed era originario di Cesio Maggiore. La data dei funerali al momento non è ancora stata fissata. Anche nell'ULSS 1, come nelle altre aziende sanitarie oggi, il punto sui vaccini. Noi abbiamo somministrato quasi 57.000 dosi di vaccino. Sulla popolazione over 80 abbiamo coperto il 75% con una dose e il 35% con il ciclo completo. Il punto settimanale sulla campagna vaccinale in videoconferenza. I numeri: il 46% della popolazione fra i 70 e i 79 anni ha ricevuto la prima dose, ma il clou della campagna vaccinale per gli anziani e i fragili è atteso nel weekend. Oltre 1.300 le prime dosi in programma fra Belluno e Feltre, 200 le seconde dosi ad Agordo. Tra i primi si stima che per motivi diversi 1 su 2 o 2 su 3 non si presenteranno. Questo ci consentirà, come aggiunta che mi permetto fare, di mettere via un piccolo tesoretto di Pfizer che ci potrà essere utile per ragionate riaperture del portale. Portale di prenotazione attualmente off limits per carenza di vaccini. Le prossime forniture di Pfizer sono attese la prossima settimana. Per fine mese è prevista la ripresa della somministrazione delle seconde dosi di AstraZeneca, le cui scorte al momento sono esaurite. Oggi ULSS Dolomiti ha comunicato che il 5% del personale sanitario non ha ancora aderito alla campagna vaccinale, ma che le attività di sensibilizzazione, così come il decreto del 1° aprile, stanno sortendo gli effetti auspicati. I dati epidemiologici fanno ben sperare. Il contagio sembra rallentare, pur se l'impatto nelle terapie intensive continua ad essere importante. In questa seconda ondata la rianimazione di Belluno che dirigo ha trattato 91 pazienti, compresi quelli attualmente ricoverati, di età prevalente fra i 70 e i 75 anni, ma anche in numero molto maggiore rispetto alla prima ondata, sotto i 65 anni. Adesso siamo ininterrottamente sotto pressione da oltre 6 mesi. Poi gli effetti economici del Covid e la scelta di un ristoratore di aprire nonostante la zona arancione. Un'emozione pazzesca. Stavo discutendo con mia moglie se pensate che questo locale è dal 10 di ottobre che ha le luci spente la sera. Questa sera abbiamo acceso le luci per la prima volta, dal 10 ottobre 2020. E così, mentre nel municipio di Vodo il Consiglio Comunale discuteva proprio della situazione del comparto, all'Acero Rosso, prima in provincia di Belluno, ferme restando tutte le normative anti-Covid, venivano riaperti i battenti del locale. Abbiamo dovuto per forza arrivare al punto di dire non ce la facciamo più e dobbiamo per necessità e per forza di cose aprire le porte al ristorante, assumendoci, cercando tramite l'associazione
capitanata da Paolo Bianchini, da Cristiano, dal mio, tutti quanti hanno dato supporto legale, morale, perché sento più Cristiano che mia moglie. O riapriamo o ci fanno riaprire, non ci sono alternative. Visto che la gente non vuole andare a rubare, giustamente Aldo ha deciso di iniziare a lavorare. Speriamo che questa apertura arrivi anche dal governo e che e possiamo farlo tutti, perché ci sono attività, come hai visto in giro ci sono pochissime attività aperte. Dovremmo riaprire tutti, perché lavorare è una necessità. Quando ci fu la giornata Io Apro, nessuno vi aderì nel bellunese. Ora l'Acero Rosso ha fatto da apripista e già altri locali stanno decidendo di fare altrettanto. Non lavorare per loro non è più possibile, anche perché di ristori non ce ne sono stati. Io ho chiuso il 10 ottobre e non ho visto un centesimo. Vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Montagnier Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti. Bentrovati al meteo. Cede la pressione atmosferica, si avvicina una perturbazione da nord-ovest. La giornata di sabato 10 aprile sarà ancora tutto sommato stabile, ma la situazione sarà presto destinata a peggiorare. Nel dettaglio sul Veneto avremo un ampio soleggiamento al mattino, con il passare delle ore nuvolosità in aumento fino ad avere un cielo coperto. In serata e soprattutto durante la notte piogge via via più diffuse e localmente anche moderate, venti gradualmente più tesi dai quadranti orientali. Temperature stazionarie, minime tra 2 e 6 gradi, valori massimi compresi invece tra i 12 e i 17 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui inizialmente sarà più soleggiato, col passare delle ore più nubi e in serata precipitazioni diffuse. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, bel tempo ma cielo più nuvoloso dal pomeriggio, rovesci nella notte. Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime infine sui 16 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Montagnier Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti.